Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stanno destando particolare scalpore le due parole d'ordine con cui la Lega per questo weekend dell'8 e del 9 marzo ha organizzato delle iniziative di piazza dei gazebo, insomma una manifestazione politica come ogni partito ha, diciamo, il diritto e il dovere in una democrazia sana di fare. Le due parole d'ordine terribili a quanto apprendiamo dal mainstream sono per la pace in Ucraina e per la pace fiscale, che, scusatemi, ma sono due direzioni programmatiche, valoriali, contenutistiche, politiche basilari per una coalizione che afferisce al centrodestra contemporaneo. Pace in Ucraina significa ora anzitutto appoggiare convintamente da membri dell'Alleanza Atlantica e del mondo occidentale l'iniziativa negoziale portata avanti dal presidente americano e dall'amministrazione americana, tesa a ottenere una pace di fronte a un oggettivo stallo militare sul campo. Non ricapitoleremo tutte le premesse per l'ennesima volta, ricordiamo solo che Vladimir Putin non è riuscito a conquistare l'Ucraina e ad annetterla di forza con un blitzkrieg, che era palesemente il programma iniziale. Nel frattempo però la guerra è diventata una logorantissima guerra di trincea dove si avanza metro per metro, villaggio per villaggio. La Russia ha più uomini e più risorse da gettare nel tritacarne rispetto all'Ucraina e nel frattempo le priorità geopolitiche si sono manifestate in tutta la loro interezza dal punto di vista soprattutto dell'amministrazione americana. C'è la macro questione con la Cina, rispetto a cui la temperatura sta salendo in queste ore sulla guerra commerciale, non solo, con dichiarazioni del ministro degli esteri cinese molto aggressive. C'è la questione del Medio Oriente, con la minaccia ultimativa di Trump ad Hamas sugli ostaggi, insomma la necessità di chiudere il dossier russo-ucraino. Questo è l'asse dell'attuale politica estera americana. Un partito del centrodestra italiano lo appoggia esplicitamente. Sarebbe una notizia il contrario. C'è poi la pace fiscale. La pace fiscale per una coalizione che nasce sulla parola d'ordine della rivoluzione liberale, diremmo che è un atto dovuto rispetto anzitutto al proprio elettorato, alla propria antropologia di riferimento. Ricordiamo anche qui in breve che riguarda la massa di microcartelle che scomoda almeno una decina di milioni di italiani, che sono in gran parte artigiani, piccole partite IVA, piccoli imprenditori, piccoli commercianti che non sono riusciti a pagare cifre che avevano dichiarato. Quindi non siamo nel campo dell'evasione, tantomeno della grande evasione, ma dell'oggettiva impossibilità a pagare, magari dovuta a danni di crisi anche per il trascinamento del Covid e delle politiche, per esempio, folli di lockdown economici a oltranza del governo giallorosso. Ebbene, prevedere una pace fiscale che permetta allo Stato di recuperare quello che può recuperare, l'alternativa è zero, e a questi lavoratori, piccoli imprenditori italiani onesti di rientrare in un rapporto equilibrato e non vessatorio col fisco, anche questa è una sacrosanta iniziativa da partito di centrodestra. Quindi lo scandalo è farlocco, l'iniziativa politica è importante perché scomoda due assi di politica estera e di politica interna. Torniamo a un weekend di normale e sana politica. Grazie a tutti, a domattina.